Porto Empedocle si prepara ad accogliere l'arrivo di Costa Crociere. Il prossimo 9 settembre sarà la Costa Voyager con il suo carico di 700 passeggeri, la prima nave della compagnia ad effettuare uno scalo operativo nel porto empedoclino, inserito tra le tappe di alcune navi della costa in crociera nel Mediterraneo. A Porto Empedocle la Voyager sosterà dalle 7 del mattino alle 17 pomeridiane, dando la possibilità ai turisti di effettuare il tour della Valle dei Templi, ma anche di visitare la città letteraria del commissario Montalbano e i luoghi di Andrea Camilleri, compresa la sala cannoniera di prossima apertura all'interno della torre Carlo V. Per il sindaco Calogero Firetto, l'approdo a Porto Empedocle di una nave costa rappresenta un vero e proprio evento che segnerà il flusso degli arrivi, sviluppando le grandi potenzialità turistiche che offre l'intero comprensorio agrigentino. Solo pochi giorni fa, intanto, è stata data conferma dell'avvio della fase progettuale del nuovo banchinamento croceristico da parte di Enel Nuove Energie, che servirà a differenziare lo scalo commerciale da quello dei passeggeri.